Oggi è sabato, è il giorno del super derby d'alta quota tra Macanna Prata e Pordenone. Più di 800 cuori che fibrillano alla Palla Prata. Tilen Stendler che andrà a battere il primo avvio di gara con il Pordenone che attaccherà dalla sinistra a destra. Il fischio è arrivato, si parte adesso. Attenzione, Stendler che porta via il pallone, suggerisce il passaggio per Jean Koren. Arriva la prima deviazione di Verdicchio tra i pali. Attenzione alla palla in mezzo, la girata, il gol del vantaggio immediato del numero 11 Tilen Stendler. Ha segnato il Pordenone dopo appena 52 secondi. La difesa del Macan non è perfetta in questa occasione. Recupera il pallone all'altezza linea di metacampo il Pordenone, la palla proprio per Minatel e la risposta di Verdicchio. Palla intanto per Koren, la piazzata, il pallone che resta lì, la risposta di Verdicchio. Il Pordenone si è preso il pallone. Macan, Zecchinello, il tiro, i riflessi pronti a svegliare Marco Vascello, con Di Guida che fa ripartire l'azione di contropiede del Macan attacca Khalil per Grigolone, il pallone che resta lì, poi la deviazione. Patafora recupera bene in anticipo, fa uscire i suoi, ancora la palla per Grigolon, tutto solo, colpevolmente lasciato solo da Tilen Stendler. Di Guida si accentra allo scambio con Spattafora, il pallone resta lì, Ceccon, ancora Ceccon, la pareggia il Macan Prata, fa tutto da solo, si prende il pallone sotto il piede e poi infila un fendente destra-sinistra. Samuele Ceccon firma l'1-1. Break in contropiede che non è riuscito, la formazione Pordenone che ancora con Stendler va a calciare il raddoppio con la deviazione ancora di Tilen Stendler. Ha raddoppiato il Pordenone, minuto 16:31, ancora una dormitina della difesa del Macan Prata. Zecchinello, l'uscita fermato da Stendler, il tiro ad uscire. Pollice alto tra i due direttori di gara, si riparte. Ceccon fermato in modo pulito dall'Angella. Koren, Verdicchio dice di no e poi arriva a salvare Zecchinello. Grigolon per Spattafora, il tiro, Spattafora, poi bravissimo Stendler. Rock, Greshly, la punizione per il tris di Tilen Stendler. Ha segnato ancora il Pordenone e con l'11 nero-verde di bianco vestito oggi che trova la tripletta personale e va ad esultare davanti ai propri tifosi. Ceccon intanto per Caverzan che prolunga bene per Grigolon per Caverzan, Ceccon si fa intimorire davanti a Vascello che dice di no. Grigolon fermato, Jean Koren, Verdicchio strepitoso, può uscire allora Greshly per Della Bianca che gira lato per Minatel, la risposta importante di Verdicchio. Jean Koren, ancora Verdicchio, tuffo plastico ad aprire, palla per Caverzan, Ceccon prolunga per Grigolon per Ceccon, la riapre Samuele Ceccon, ha segnato il Macan Prata, la doppietta per Samuele Ceccon. A 3:20 dalla fine si rifà sotto la formazione di mister Marco Sbisa. Di Guida cercava l'imbucata, Ceccon, il pallone che resta Nicola Ceccon, un flipper che non premia il Prata. Zecchinello difende bene, Greshly si è alzato ora. Grigolon, Vascello, il pallone resta lì, Vascello in due tempi, poi rilancia a lungo, c'è però Di Guida a far buona guardia. Budi, scherno da parte dei tifosi neroverdi che hanno paura, meno di 30, 28. Greshly, sesto fallo, attenzione, è il sesto fallo questo, è il sesto fallo. Vediamo Di Guida contro Vascello, contro il capitano del Pordenone, il fischio che attendiamo, 25 da giocare, la lunga rincorsa di Loris. Di Guida, il pareggio del Macan Prata, Loris Di Guida ha segnato, la squadra giallonera ha rimesso dentro
il punto del pareggio di un derby che non ne vuole sapere di finire, non ne vuole sapere di finire. Finale, Martinez direttamente dalle mani di Vascello che si tiene il pallone e poi arriva la sirena, scattano tutti in piedi, un punto conquistato con il cuore, la determinazione dal Maccan Prata, che va detto forse oggi non avrebbe meritato, perché il Pordenone ha fatto una grandissima partita.